Sono la dottoressa Ometo Francesca e sono una reumatologa che lavora come specialista ambulatoriale presso gli ospedali dell'azienda ULSS 6 Euganea. In questo Open Day dedicato alla reumatologia ci occupiamo del mal di schiena. Il mal di schiena è generalmente dovuto a patologie degenerative, quindi all'artrosi della colonna come le discopatie e patologie che sono dovute all'invecchiamento o all'usura delle articolazioni, però può essere dovuto anche a condizioni differenti come per esempio le contratture muscolari. In alcuni casi il mal di schiena è caratteristico di alcune malattie reumatiche. Le malattie reumatiche che interessano la colonna sono malattie infiammatorie croniche e sono chiamate spondiloartriti. Qual è la caratteristica del mal di schiena di interesse reumatologico che merita quindi la valutazione reumatologica? Il mal di schiena di interesse reumatologico è il mal di schiena con caratteristiche infiammatorie. Di solito si tratta di una lombalgia, cioè di un dolore localizzato in sede prevalentemente lombare, della durata superiore ai 3 mesi e esordisce in maniera graduale in soggetti di età soprattutto inferiore ai 40 anni. È un dolore tipicamente che migliora con il movimento e che quindi è presente a riposo, può essere presente quindi anche di notte ed è particolarmente rilevante in questo caso ed è caratterizzato da una rigidità mattutina che va poi migliorando durante la giornata con il movimento. La diagnosi e l'individuazione delle malattie reumatiche come le spondiloartriti deve essere una diagnosi precoce per poter attuare un trattamento specifico ed evitare poi i danni a lungo termine dovuti a queste patologie. La dieta mediterranea è una dieta che invece ha largamente dimostrato negli anni passati di avere un effetto benefico nella popolazione generale per migliorare il rischio cardiovascolare. Negli anni più recenti sono venute fuori delle evidenze che dimostrano che l'utilizzo e l'adozione della dieta mediterranea anche nei pazienti affetti da malattie reumatiche, soprattutto l'artrite reumatoide e la patologia per cui ci sono le maggiori evidenze, possono beneficiare dell'adozione della dieta mediterranea. Non ci sono però tanti dati per quanto riguarda invece le spondiloartriti ed è per questo che con il gruppo dedicato al trattamento delle spondiloartriti dell'Università di Padova, coordinata dalla dottoressa Ramonda, ci siamo occupati della dieta mediterranea in questi pazienti. Ai pazienti infatti è stata offerta la possibilità di essere seguito da un nutrizionista per un periodo di circa 6 mesi, periodo durante il quale i pazienti sono stati spiegati quali erano i miglioramenti che potevano apportare alla loro dieta per migliorare la dieta e avvicinarsi sempre più alla dieta mediterranea. Come vedete dal grafico, i pazienti che poi hanno migliorato effettivamente la loro dieta avvicinandosi alla dieta mediterranea erano anche pazienti che in un terzo dei casi hanno anche osservato un miglioramento della loro attività di malattia, cosa invece che non si è vista nei pazienti che non avevano fatto nessuna variazione della loro dieta. Questo risultato è importante perché ci consente quindi di arricchire le indicazioni che diamo ai nostri pazienti reumatologici a fianco quindi di una diagnosi precoce, all'instaurazione di un trattamento specifico per la loro patologia. È importante quindi che diamo anche delle indicazioni per un sano e corretto stile di vita che include, oltre a un'attività fisica adeguata, anche una dieta possibilmente più vicina possibile alla dieta mediterranea.